Ascolta Emigrazione 2.0. Interviste a giovani bellunesi residenti all'estero. Ben ritrovati cari amici di Radio BM ad un nuovo appuntamento con Emigrazione 2.0. Un saluto a chi ci sta seguendo in radio, un saluto anche a chi ci sta seguendo e vedendo sulla nostra pagina Facebook o sul canale YouTube Bellunesi nel mondo. Un saluto, un benvenuto anche ai nostri due ospiti di oggi che abbiamo in collegamento dal Lussemburgo, Paola Cairo e Remo Ceccarelli. Ben trovati e grazie mille per la disponibilità. Grazie a te Simone, grazie a tutti gli ascoltatori che saranno con noi in questi prossimi minuti. Grazie a te Simone, grazie a tutti quelli che hanno la bontà di ascoltarci. Ecco, presento brevemente i nostri ospiti di oggi, di questa puntata di Emigrazione 2.0. Paola Cairo, giornalista, vive in Lussemburgo dal 2002, in Lussemburgo, dove ha fondato assieme a Maria Grazia Galati l'associazione Passaparola, ed è anche, sempre assieme a Maria Grazia Galati, direttrice della rivista, del mensile che ha lo stesso nome, Passaparola Magazine, proprio il mensile dell'associazione che si rivolge agli italiani in Lussemburgo. Per l'appunto è esperta di emigrazione italiana nel Granducato in Lussemburgo. È un tema che ha trattato con dei contributi, con dei saggi per il rapporto italiani nel mondo della Fondazione Migrantes e anche per il dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo. Vive da un po' più tempo in Lussemburgo perché, se non sbaglio, ci è nato Remo Ceccarelli, nato a Esch-sur-Alzette. Adesso perdonate la mia pronuncia. Perfetto. Grazie. Sei uno di noi. Ok, che è l'autore del libro tanti italiani fa in Lussemburgo, viaggio nella memoria e un po' di storia della nostra emigrazione. Libro edito proprio da Passaparola. È un libro che raccoglie gli articoli che Remo Ceccarelli ha scritto proprio per la rivista, per il magazine Passaparola, nel corso di un decennio, una rubrica fissa su questa rivista, con l'obiettivo proprio di raccontare, di ricostruire, di diffondere la storia delle migrazioni italiane in Lussemburgo e della comunità italiana in Lussemburgo. Ecco, allora la prima domanda che faccio a Remo Ceccarelli è: da dove nasce l'idea, lo stimolo, la spinta, quello che chiami un po' il dovere, no? Il dovere della memoria di lasciare una traccia, una testimonianza della storia e dell'epopea italiana in Lussemburgo? Allora, io sono nato in questo quartiere qua, non so se si vedrà adesso, ecco. Okay. Quindi quando dico all'ombra degli altoforni non è uno scherzo, non è un'immagine, non è una metafora, è realtà. Quindi io ho vissuto in quello che era il cuore della prima migrazione italiana. I primi della famiglia sono arrivati nel 1904 dalla Romagna, e in seguito mia nonna materna si è sposata con un veneto, quindi c'è un quartino di Veneto e quindi mi sento a mio agio anche in questa trasmissione. Okay. Seppur veronese, L'accento romagnolo però sì. Poi? più di quello veneto. Sì. È così. Comunque niente, io ho vissuto i vecchi minatori e i vecchi metallurgici che avevano tipo 80-85 anni alla metà degli anni 70, quando io ero poco più che un boccia, ecco, per dirla con le vostre parole. E quindi erano i primi arrivati, quelli che erano arrivati attorno al 1800, fine 1800, inizio 900, e ero molto curioso, avevo già subito la percezione di qualche cosa da raccontare, anche se non avevo chiaramente non potevo avere i contorni per sapere che stavo facendo una roba del genere. Però il mio percorso mi ha portato lungo 40 anni a raccogliere un mucchio di informazioni sul mio database, e ho tentato di raccontare il tutto dove c'era una serietà da mettere, io l'ho sempre messa. Per esempio ho fatto delle gran ore di ricerca presso archivi di giornali, Biblioteca Nazionale e così via,
ma molto anche di quello che ho sentito intorno a me, e il tutto centrato quindi su delle persone, perché secondo me è importante mettere delle facce sulla storia con la S maiuscola, e tutto questo è diventato col mio stile, che è come parlo più o meno, molto disincantato, molto rilassato. Quindi non è assolutamente un libro accademico, è proprio solamente è il contrario, è un libro che parla di storie vere vissute. A volte metto dentro anche una mezza frase che riguarda la mia famiglia, ma solo se rappresenta tante altre persone, altrimenti non è interessante, e via. Quindi c'è un po' di tutto dentro, che parla dello sport, del tempo libero, del lavoro, delle donne, di come ci si sentiva, dei problemi linguistici, della guerra, delle due guerre, un po' di tutto così, ecco. Infatti è un po' un quadro, no, di quella che era la comunità italiana, l'immigrazione della prima immigrazione italiana, in realtà. In diversi aspetti, sono memorie, insomma, aneddoti, cose esatto, che sono state raccolte ascoltando, intervistando in qualche modo i vecchi, così possiamo chiamarli, insomma, di questa immigrazione, ma anche come ricordavi giustamente, con un lavoro anche di ricerca giornalistica, insomma, che non ho il titolo, però ho ricercato parecchio, prendendomi anche molti nomi dalla mia parte migliore, che mi diceva: cosa stai a diventare matta a ricercare così, a perdere tutto questo tempo per un libro per degli articoli che non legge nessuno. Questo è stato un po'. Qualcuno li legge, visto che li correggevamo in due, dai. Ma per noi è stato un contributo prezioso, Simone, perché quando uno fonda un nuovo giornale, ha bisogno comunque di mettere radici nel paese in cui ha scelto di vivere, e all'inizio non sapevamo bene dove orientare, no, le nostre ricerche, la nostra pubblicazione, non sapevamo bene neanche quale fosse il nostro pubblico. Quindi per il primo decennio il nostro pubblico è stato il pubblico italiano, soprattutto i nuovi espatriati come noi, che avevano bisogno di conoscere in che paese erano capitati per lavoro o per amore. Quindi Remo ci ha fatto un percorso incredibile, partendo dalle storie anche della sua famiglia, come ha detto, ma poi allargando nella prospettiva della grande storia del Granducato di Lussemburgo, in cui veramente il contributo degli italiani è stato fondamentale, insomma, bisogna ricordarlo. A proposito, no, di questo contributo fondamentale, quando si parla di emigrazione, già l'emigrazione è un tema di cui non si parla molto, a dire la verità. Quando si parla di immigrazione si parla spesso dell'Argentina, della Svizzera, del Brasile, Brooklyn, Stati Uniti, Francia, Belgio, del Lussemburgo. Non se ne sente, esatto, si sente poco parlare. Allora chiedo a Paola, ma la domanda è estesa ovviamente anche a Remo. Perché intanto si parla poco delle migrazioni italiane in Lussemburgo, e poi che tipo di emigrazione è stata, quali sono stati i fattori di spinta che hanno portato le persone dall'Italia al Lussemburgo? Un quadro, insomma, brevemente di quante puntate abbiamo? Ma posso rispondere alla prima parte della domanda? Diciamo che non c'erano le figure adatte a fare ricerca. Hanno cominciato, gli approfondimenti degli italiani sulla storia di loro stessi, se non sbaglio, nella seconda metà del secolo scorso, quindi in realtà non c'era stato il tempo neanche di riflettere, perché c'erano le persone che erano venute a lavorare e a sopravvivere, insomma, a cercare un futuro migliore. Quindi soltanto dopo il 1950 sono cominciate una serie di ricerche un po' più storiche e sociologiche, che fanno anche capo al Centre de Documentation des Migrations Humaines che sta a Dudelange, quindi è un centro di documentazione lussemburghese che si occupa non solo delle migrazioni verso il Lussemburgo, ma anche dei lussemburghesi nel resto del mondo, insomma. Anche in Italia, per esempio. Anche in Italia. E quindi poi bisogna anche dire che il Lussemburgo sconta un po' il fatto che è un paese piccino, no? Un paese piccolo tra il Belgio, la Germania e la Francia, spesso viene confuso con il Belgio. La Provence de Luxembourg, che è a 20 chilometri dalla frontiera, spesso la gente non sa neanche dove è posizionato, quindi
probabilmente ci sono stati questi due fattori che hanno contribuito alla non conoscenza, ma stiamo cercando di rimettere a paro la storia. O noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, abbiamo anche innescato un mucchio di attività intorno a queste cose qui. C'è varie persone che hanno raccolto quel poco tanto, non sta a noi a dirlo, che abbiamo fatto, e c'è per esempio un giornalista italiano del Corriere del Mezzogiorno che ha fatto un libro basato sulle storie che gli ho raccontato, che poi gli ho presentato a tutte le persone che gli servivano, gli ho organizzato gli incontri, dato una mano anche a inquadrare un po' il periodo storico, perché alcune robe non stavano in riga, diciamo, non erano infilate come dovevano, tutte queste cose qui. Tony Mattino. Ecco qui, penso che mi hai detto, Simone, che stava in biblioteca il vostro. Sì, il pallone e la miniera. Grande personaggio, Tony, che è venuto con un suo amico che ha girato un bellissimo documentario che si trova su YouTube, che si chiama Terre Rouge, Terra Rossa, perché la Terra Rossa ferrifera. Ma ancora prima c'erano state le ricerche della professoressa Maria Luisa Caldognetto, di Denis Cuto, quindi c'è stato anche tutta questa preparazione qui, ma dopo quello che abbiamo fatto noi è stato girato un film su queste cose qui che si basa liberamente su questo, un altro documentarietto che abbiamo preparato noi di Passaparola per andare un po' nei licei a presentare il periodo storico visto dagli italiani, diciamo del periodo interbellico e della seconda guerra mondiale. Sono 2 pièce di teatro che si sono basate un pochettino su quello che abbiamo fatto, di cui una troupe di Ravenna, che mi rende particolarmente felice. Ecco, ma cosa facevano gli italiani, prevalentemente, insomma, gli italiani che arrivavano in Lussemburgo? Perché cosa li portava lì? La fame. Ok, questo vale un po' per la fame per fino al 1920 e poi dopo la poca sete di olio di ricino. Okay. E dopo la seconda guerra mondiale di nuovo meno fame ma voglia di stare un po' meglio. Questa è la sintesi estrema che posso farti, però diciamo che i più sono arrivati per andare a lavorare nelle miniere o nelle acciaierie. Allora, il boom nasce il Lussemburgo è un paese agricolo fino al 1860, puramente agricolo. Poi dopo pian piano viene fuori che trovano dei grandi giacimenti di ferro e c'è bisogno di gente esperta per lavorare nelle miniere. È tutta roba del centro-nord, tutta gente del centro-nord che è arrivata, anche perché molti come i friulani o i veneti avevano esperienza nelle gallerie per aver fatto la ferrovia verso Milano, e poi dopo la Svizzera, e poi dopo Lione, e poi dopo sono venuti su. Ecco. Quindi per darvi un esempio semplice, fino al 1914 c'erano più o meno dal 1890, quindi dopo il primo decennio dove arrivavano a fiotti così, dal 1890 al 1914 la presenza italiana è attorno ai 20.000. Quindi di quelli lì 85% erano uomini tra i 15 e i 30 anni, quindi volevano la gente in grado di lavorare e che costasse poco dal punto di vista sociale. Questo era il quadro. Io anche qui con estrema sintesi. E com'erano accolti, diciamo, come erano visti dalla comunità lussemburghese questi immigrati che arrivavano per l'appunto dall'Italia? Lo dico io o lo dici tu? No, vai. Allora, anche qui abbiamo dedicato varie puntate, vari articoli su questo, grandi ricerche nei giornali del fine Ottocento, che poi a volte sembra di leggere dei giornali attuali dove cambi la lingua, dove cambi, diciamo, la nazionalità delle persone che non ami, e potresti essere tranquillamente il giorno di oggi. Però quella volta lì eravamo noi, e quindi all'inizio visti molto male perché diversi, perché più rumorosi, perché diversi. Comunque mangiavamo in un'altra maniera, quello che cucinavamo fa puzza all'epoca, adesso guai se parli male dell'Italia, adesso siamo italiana. Portati così, però una volta non era così. Poi pian piano è evoluto un po' il tutto quanto, il quadro,
c'è stato il periodo interbellico e il periodo immediatamente dopo la guerra, dove ci vedevano un pochettino come posso dire, come degli avversari politici, e poi dopo, nel giro di poco, direi dall'inizio degli anni 50 in su, è cominciato a diventare veramente, eravamo qui da più di 50-60 anni, ho cominciato a diventare parte del mucchio, eravamo integrati, se vuoi, e sempre di più, ovviamente. Ecco, ma e oggi nelle nuove generazioni che discendono da quei primi italiani... Stai parlando di me? Cosa rimane, a parte tu, insomma, che hai approfondito questa storia, hai raccolto testimonianze, ma cosa rimane magari anche in chi è un po' più giovane di te, di questa storia? C'è questa voglia di conoscere le proprie origini, di riscoprirle o comunque di approfondire? C'è il senso di appartenenza? Cosa resta di questa storia negli italiani, in chi ha origine italiana oggi in Lussemburgo? Direi che è un esempio di buona integrazione oggi. Infatti dappertutto, quando leggi, adesso quando ci sono delle riunioni dove arriva un capo di Stato italiano, o non so se ci sono delle riunioni della Camera di Commercio italo-lussemburghese, oppure l'università dove c'è anche una cattedra di italiano, quando c'è di mezzo l'Italia, subito grande stima. A tavola poi non se ne parla. Però cosa sanno le nuove generazioni? Io me lo domando spesso, e io ho pensato molto a queste quando ho scritto, perché mi sono reso conto che il giornale scrivevano delle persone appena arrivate a delle persone appena arrivate, e mi sono reso conto che di tutto parlavano tranne di quello che era la prima immigrazione. E allora mi sono avvicinato a loro, a Paola e Maria Grazia, e ho proposto questa cosa qui, diciamo un piccolo viaggio a ritroso per guardare avanti un po' meglio, per capire dove andavi. Diciamo che sia il libro che adesso l'ultima nostra fatica è l'ultima produzione di Passaparola SBL, ovvero il docufilm L'arrivée de la jeunesse, che abbiamo realizzato con la regia di Fabio Bottani nel quadro di Esce Capitale 2022, hanno avuto molto successo, si può dire, perché in realtà c'erano state dei saggi accademici, sì, anche i miei capitoli, si può dire, sul rapporto italiano nel mondo, ma non era quello il pubblico che noi cercavamo di attirare, non era il pubblico accademico. Questo libro mancava veramente, perché quando è stato presentato è arrivata la terza ristampa in poco tempo, proprio perché tutti le seconde e terze generazioni, gli amici di scuola di Remo, gli amici alcuni dei quali abitano in Italia, molti dei quali abitano in Italia, cioè si sono proprio riscoperti, ritrovati, è stata una gioia collettiva, ed ancora oggi lo è, perché poi le immagini con il docufilm creano ancora più emozione. Quindi adesso che stiamo proiettando il film sia in città, quindi Lussemburgo città, sia nelle piccole cittadine del sud, ci rendiamo conto che c'è un orgoglio incredibile nel ritrovare le storie che sono state le storie dei loro padri, dei loro nonni, ma anche dei loro zii, che avevano sentito dire e che adesso vedono sul grande schermo. Quindi c'è una parte della comunità italiana che è orgogliosissima delle sue origini. Poi, con le dovute eccezioni, ognuno ha fatto le sue scelte, chi non parla più l'italiano, chi ha sentito sempre la patria matrigna, eccetera, chi è scappato, anche tra quelli della nuova mobilità italiana, c'è chi vuole appartenere e quindi partecipa alle attività delle associazioni, chi invece non gli interessa, non è interessato. Quindi per noi però è un altro piccolo, anzi sono tanti piccoli sassolini che stiamo mettendo per conoscere anche noi stessi, no? Per conoscerci meglio. Comunque io vorrei semplicemente dire una piccola cosa in più, porterà via 20 secondi, è che, e non lo dico io, ma la professoressa Caldonietto, che ne sa un pelino più di me probabilmente, è l'unico posto, diciamo, in Europa quantomeno, dove è stato ricreata l'Italia in toto.
con le sue squadre sportive, società sportive, dalle biciclette al calcio, tutto quello che vuoi, ai partiti politici, alla Missione Cattolica Italiana, non so io, a teatro, non so quante associazioni, gioco di bocce, società di mutuo soccorso, delle quali sono molto orgoglioso, 6 comunque qui, italiane completamente, per dire, è stata ricreata tutta un'Italia, e questo non è stato fatto da nessun'altra parte d'Europa, tranne che a Nogent-sur-Marne, vicino a Parigi, che è, diciamo, il centro del mondo italiano, nella grande Parigi, se vuoi. Ecco, tenevo comunque a dirlo. No, hai fatto bene, ma e della comunità di italiani che oggi arrivano invece per la prima, cioè della nuova mobilità, quelli che rappresentano la nuova mobilità, chi sono gli italiani che arrivano in Lussemburgo, che cosa fanno? Guarda, è stata fatta di recente una ricerca da un gruppo di amici di Bruxelles che hanno realizzato un sondaggio che hanno pubblicato, diciamo che ricalcano un po' quelli che sono i dati dei rapporti italiani nel mondo, quindi giovani e non solo, però quelli che hanno risposto al sondaggio erano persone dai 24 ai 36 che cercavano nuovi sbocchi lavorativi, quindi arrivavano soprattutto per lavoro e che trovavano qui anche delle difficoltà comunque oggettive, perché questo è un paese trilingue e si parla il francese, anche di più. Il francese, soprattutto il tedesco e il lussemburghese, oltre all'inglese naturalmente, e al portoghese, che è la prima comunità straniera nel Granducato a livello di percentuali. E quindi in Italia invece si parte con l'inglese come seconda lingua, quindi alcuni hanno avuto difficoltà di questo genere, altri hanno avuto difficoltà per esempio a trovare un alloggio, perché questo è un paese ricchissimo e l'immobiliare è uno dei... in crescita costante da 40 anni, ecco, te lo dico proprio papale. Quindi non tutti prendono stipendi altissimi, quindi è difficile ottenere una garanzia oppure affittare una casa se si parte con uno stipendio base. Insomma, stiamo cercando di intercettare anche questa parte di mobilità italiana per capire veramente a livello qualitativo chi sono e che bisogni hanno. È vero che negli ultimi 5 anni sono arrivate circa 900 persone all'anno nuove, quindi per un paese piccolo come il Lussemburgo, con una popolazione di 650.000 abitanti, sì, è arrivata, gli italiani sono arrivati a 33.000, insomma erano 29.500 qualche anno fa. La progressione si vede a livello di numeri. Piccola cosa, però se andiamo a guardare chi non ha più il passaporto italiano come me da un po' meno di 20 anni, o chi non ce l'ha più da più tempo ancora, o comunque ha soltanto un quartino, un ottavo di qualche goccia di traccia di sangue italiano, parliamo di 120.000 persone, 120.000 persone, scusa, e andiamo a pari con i portoghesi, se contiamo quelli. Sono numeri importanti, insomma, ma parlando anche proprio della questione dei bisogni, insomma, di questa comunità, delle problematiche che si possono riscontrare all'arrivo, immagino che questo sia anche uno dei motivi che ti ha portato, Paola, con Maria Grazia Galati a fondare l'associazione Passaparola. Ecco, volevo chiederti un po' di raccontarci, insomma, come è nata l'idea di far nascere questa realtà e se vuoi. Ma guarda, in realtà l'associazione è nata perché io e Maria Grazia volevamo assolutamente creare una rivista, quindi o sono giornaliste queste due qua. Ci siamo ritrovate insieme e ci siamo incontrate grazie a un ambasciatore campano che ci ha fatto conoscere, e quindi la prima volta che ci siamo viste, da subito abbiamo detto: perché non fondiamo un giornale? Quindi la rivista in realtà è nata più per nostra esigenza personale, perché non essendoci qui un tribunale della stampa non sapevamo come registrarla e ci hanno consigliato di creare un'associazione che era la forma, diciamo, legale più semplice, e far diventare Passaparola la newsletter, che poi è diventata la rivista dell'associazione. Quindi diciamo che questo è stato il percorso, anche se poi ci siamo resi conto nel corso degli anni che c'era un bisogno non solo informativo ma anche di
orientamento e di conoscenza rispetto a questa nuova mobilità italiana. Quindi io mi ricordo che tra il 2008 e il 2009 arrivavano delle mail, perché poi ci cercavano su Google, arrivavano a passaparola, oppure attraverso le associazioni regionali che smistavano la posta alle 2 giornaliste che di notte rispondevano alle persone che volevano emigrare, che quindi noi ci trovavamo a dare delle informazioni a Pinco Pallino, la stessa informazione a Francesco che voleva venire, che cercava l'asilo per il figlio, a Maria che aveva bisogno di un medico italiano. Alla fine abbiamo detto: che facciamo? Il giornale non arriva a tutti, soprattutto a quelli che stanno ancora in Italia, e abbiamo inventato, grazie a una fondazione lussemburghese che ci ha finanziato la prima edizione, una guida cartacea inedita in lingua italiana per gli italiani che arrivano. Siamo arrivati anche qui alla 3ª edizione. Ancora prima avevamo creato un blog per dare tutte le informazioni su Espatriando, si chiama Espatriando, e subito dopo, per esempio 2 anni fa, abbiamo realizzato una serie di podcast radiofonici, perché abbiamo anche una trasmissione in lingua italiana su una radio nazionale che si chiama Pillole di Vita Pratica, grazie ai contributi integrativi del Comites e al sostegno dell'Ambasciata d'Italia a Lussemburgo. Abbiamo realizzato 24 pillole per raccontare a questi italiani che arrivano e magari non arrivano al giornale e non arrivano alla guida, ma ascoltano la radio, dove sono, cosa fanno, dove trovare la messa in italiano, l'associazione regionale. E quindi diciamo che questa domanda di servizio, abbiamo raccolto i bisogni, ma è stata creata au fur et à mesure, dicono i francesi, piano piano, è stata in fieri, è ancora in fieri, Simone, perché in realtà insieme alle pillole poi abbiamo contribuito alla creazione dello sportello Italiani in Lussemburgo, che è gestito dall'associazione Tante Alighieri, sempre con il Comites e l'ambasciata, e che finalmente ha una sede fisica, che è proprio la sede della Tante Alighieri Lussemburgo, giù nel quartiere pittoresco del Grund, che è un quartiere storico, e è aperto 3 volte a settimana, perché proprio c'è bisogno della presenza fisica. Arriva di tutto di più. Ricordo anche il sito www.passaparola.info, dove comunque trovare anche tutte le attività, no, che fate, quello che proponete e insomma quello che ci hai un po' accennato adesso. Ma tornando un attimo al libro, no? Tanti italiani fa in Lussemburgo, da appassionato di calcio, una cosa che mi ha colpito e che chiederei a Remo, insomma, di raccontarci un po' la squadra di calcio, la Jeunesse. Non il mio tifo per il Bologna, non è quello che ti interessa. Quello mi sa che un po' ti fa anche soffrire, credo. Un po' solo? Vabbè, soprassediamo. Questa squadra, no? Di quartiere. Molto forte in Lussemburgo, molto titolata e molto legata proprio agli italiani. Ecco, cosa ci puoi raccontare di questo? Sì, allora, giocano in bianco e nero, della squadra più titolata. Non voglio nominare l'altra squadra che gioca in bianco e nero in Italia, perché non mi stanno simpatici niente, però vabbè. Che non è l'Udinese. Non è l'Udinese, l'altra simpaticissima. Però voglio dire, ecco, c'è qualche analogia di tipo cromatico e anche di successi, però non c'entra nulla la creazione all'inizio, proprio non parte da italiani. Però ben presto, giocando questa squadra nel quartiere mio, quindi il quartiere più rappresentativo, il circondario più rappresentativo dell'italianità, se vuoi, sempre più italiani ci hanno giocato. Era praticamente è stato costruito uno stadio che ancora esiste, quello attuale sempre, su terreni che appartenevano all'Arbet, che era l'Ilva de Noantri, se vuoi, dove ci giocavano degli italiani e dove sempre di più si parlava italiano. È rimasto così fino a pochi anni fa. Adesso non esiste più l'industria ferrifera, comunque non più a quei livelli lì, e quindi non c'è più questo rapporto, questo connubio lavoro, campo di calcio, zona residenziale, è un po' scoppiato.
si vede anche nei risultati, perché siamo nei bassi fondi in questo momento, non tanto bene, però vabbè, se la vive, alti e bassi, il cuore non cambia. Proprio come la squadra bianconera che non vuoi citare, insomma, che adesso Proprio quella. dopo gli alti adesso sta vivendo un po' di Speriamo bene. di bassi, insomma. No, non dico nulla, ma insomma, siamo un po' sulla stessa linea da questo punto di vista. Ecco, il libro come fare chi fosse interessato ad acquistarlo anche fuori dal Lussemburgo? Immagino in Lussemburgo c'è una distribuzione nelle librerie, ma se qualcuno dall'Italia volesse acquistarlo, come può fare? Simone, allora, guarda, basta intanto solo... se invitati veniamo a presentarlo. Ah, sì, quello sicuramente. Siamo andati varie volte, 6-7 volte minimo. Sul sito di passaparola.info, nella banda in alto c'è scritto edizioni, e lì trovate praticamente il libro di Remo e anche tutti gli altri prodotti editoriali che abbiamo realizzato in questi anni. Si può comprare facilmente tramite PayPal o carta di credito, e pagando soltanto le spese di spedizione in più, che sono pochissime per l'Europa. Quindi se non ce la fate, volete fare un bonifico, poi basta scriverci a info@passaparola.info e ci organizziamo in un altro modo, insomma, senza passare. A volte qualcuno non vuole usare la carta di credito per fare acquisti online, quindi capisco tutto. Abbiamo anche un conto postale, un conto bancario per fare semplicemente un versamento. Quindi. Va bene. Allora, io vi ringrazio per la disponibilità. Purtroppo il tempo a disposizione non è tantissimo, so che ci sarebbero tante altre cose magari di cui parlare, tante altre cose da dire, ma vi ringrazio per questa chiacchierata, insomma, che abbiamo fatto. Ricordo ancora una volta il libro Tanti italiani fa in Lussemburgo, viaggio nella memoria e un po' di storia della nostra immigrazione di Ceccarelli. Dammi 10 secondi così chiudo così. Quella foto rappresenta la moto che era la moto di mio babbo, un Airone della Moto Guzzi 250 del 1948, che ho ritrovato all'identico. Quella di mio babbo è stata rottamata, ma l'ho ritrovata all'identico, e il percorso che vedi è il percorso che da Est porta su a Nuova Feltre, che è la collina dietro San Marino, dove sono le mie origini, ed è il viaggio che voleva fare mio babbo per tornare indietro, che ho finito per fare io, perché mi sembra il miglior modo questo per collegare quelle che sono state le mie intenzioni al libro. Ecco. Grazie. Il libro edito da Passaparola. L'immagine grafica, ricordiamola, è un dono di Gianfranco Henrietto, perché veramente è stato un grande, è meravigliosa. Sì. Attira molto. Grazie all'Associazione Bellunesi nel Mondo. Noi siamo a disposizione, se qualcuno si vuole trasferire nei Calcutta possiamo dare delle informazioni di prima. No, sto scherzando. Qualche bellunese c'è da queste parti? Sì, li conosciamo anche. Qualcuno c'è, lo sappiamo. Grazie Simone per questo spazio, questa finestra. Grazie a voi. È stato un piacere, e sapete che se passate per Belluno non potete, insomma, non venire a trovarci, ci farà un piacere, insomma, incontrarvi anche di persona, sarebbe bello. Sarebbe bello, sì. Ricambiamo, se passi da queste parti, che vai a Bruxelles o a Parigi, noi siamo qui anche. Va bene. Grazie anche a chi ci ha seguito, e questa puntata di Emigrazione 2.0 finisce qui. Appuntamento alla settimana prossima. Avete ascoltato Emigrazione 2.0, interviste a giovani bellunesi residenti all'estero.